Buonasera, la trasmissione di oggi dal titolo Luci in Sala, Arte, Cultura e Spettacolo è un service che nasce grazie al contributo del Lions Club Agrigento Host. Fa parte di una serie di trasmissioni che abbiamo voluto realizzare coinvolgendo le TV locali, proponendo così il primo service televisivo. Abbiamo trattato argomenti come l'uso delle tecnologie e dei social e quindi gli eventuali rischi e le opportunità. Abbiamo anche affrontato l'argomento sui vaccini anti-Covid, coinvolgendo sia esperti esterni che anche i nostri soci del club. Anche stasera parleremo di un argomento che merita grande attenzione. Da più di un anno, infatti, il settore dell'arte, della cultura, dello spettacolo e del turismo sono stati fortemente penalizzati a causa della pandemia. Le conseguenze per tutte le persone, dei lavoratori del mondo dello spettacolo, quindi di questi settori, sono state disastrose. L'ultimo decreto ministeriale prevede finalmente la riapertura dei teatri, dei cinema, dei musei, delle attività artistiche, però con determinate regole da seguire. E oggi, con i nostri ospiti che a breve vi presenterò, parleremo proprio di questi argomenti e parleremo anche delle loro esperienze personali e cercheremo di capire cosa e come sarà possibile attuare una ripresa dopo questo lunghissimo periodo di fermo. Vi presento subito gli ospiti che ho qui con noi oggi, che sono Alfonso Gueli, scrittore, autore di romanzi, testi teatrali e socio del Lions Club Agrigento Host; Gaetano Aronica, attore, autore, regista e presidente della Fondazione Teatro Luigi Pirandello; ed Emanuele Farrugia, organizzatore di eventi, presidente di zona e past presidente del Club Lions Agrigento Host. Prima di passare ad intervistare i nostri ospiti, c'è un video messaggio del governatore del distretto Lions 108 YB Sicilia, l'avvocato Mariella Sciammetta, che ha registrato per noi un video messaggio con un suo saluto. Vediamolo insieme. Buonasera a tutti. Ancora una volta il club Lions di Agrigento Host organizza un evento molto bello. E nel darvi il saluto desidero evidenziare che questo titolo di questo evento, Luci in Sala, Arte, Cultura, Spettacolo, mi sembra più che un titolo, un auspicio, un invito a che queste luci dello spettacolo si riaccendano. E io sono convinta che ciò avverrà, che avverrà molto presto, perché adesso stiamo uscendo da questa situazione drammatica, a poco riprenderemo le nostre abitudini e riprenderemo anche a godere dello spettacolo, della cultura, dell'arte, perché di questo abbiamo fortemente bisogno. Dopo questo periodo tristissimo che abbiamo vissuto, questo è un auspicio che veramente penso possa verificarsi presto. Quindi Lions Club International è con voi, insieme a voi sostiene le vostre difficoltà, le vostre battaglie e spera tanto, perché noi, voi lo sapete, siamo molto vicini anche a questo tipo di attività e spesso attingiamo ad esse per fare anche raccolte fondi, per implementare comunque questo mondo che è importante. Quindi grazie per l'attenzione che oggi si sta riservando a queste persone, a questi artisti. Grazie per quello che diranno e vi auguro una buona prosecuzione di serata. Buonasera a tutti. Noi ringraziamo il nostro governatore Mariella Sciammetta e cominciamo subito da te, Alfonso. Tu scrivi da più di 50 anni, prima sui giornali, prima sui giornali come giornalista e pubblicista, poi ti sei dedicato alla narrativa e al teatro. Hai pubblicato parecchi libri e moltissime delle tue opere teatrali sono state poi rappresentate. Che cos'è per te la scrittura? Guarda, scrivere per me è abbandonarsi al flusso dei ricordi, delle sensazioni, delle idee che nascono all'improvviso. Oggi come ieri è raccontare la vita, cogliere negli aspetti seri, drammatici, comici, anche assurdi a volte anche ridicoli, cioè tutto quello che fa parte della vita. E attraverso una storia
trasmettere a chi legge un libro, a chi osserva, guarda uno spettacolo, trasmettere un pensiero, un dubbio, una riflessione su noi stessi o almeno un'emozione. Ecco, è tutto lì. Hai dato vita e voce a tantissimi personaggi, giovani, meno giovani, anziani, ma principalmente donne. Come mai? Ma io ho sempre detto che l'universo femminile mi affascina molto e infatti i protagonisti delle mie storie sono quasi sempre personaggi femminili. In questi personaggi ho riversato le cose più intime, più sentite, perché ritengo che le donne nella vita di ogni giorno sono effettivamente ricche di inventiva, di sensibilità, di coraggio, sono anche più pronte degli uomini a sacrificarsi e a soffrire. Ecco perché le donne sono per me un elemento fondamentale del teatro. Il tuo primo libro è stato Maledetta città, pubblicato nel 1978. Esattamente 40 anni dopo, con la casa editrice Medinova, diretta da Antonio Liotta, lo hai ripubblicato. Dalla prima edizione è cambiato qualcosa? Qualcosa sarà cambiato, anche se magari non me ne sono accorto. A parte lo scherzo, qualcosa è cambiato, ma non come avrei sperato. Però è cambiato qualcosa in me, nel senso che il mio atteggiamento nei riguardi di questa maledetta città è mutato, nel senso che ora l'amore prevale sulla rabbia, sull'insofferenza. Io ritengo però che questo non sia una svolta positiva. Forse la verità è semplicemente questa: sto invecchiando, mi sto ammorbidendo troppo e quindi tutti gli spigoli vengono smussati. È un bene? Non credo, comunque va bene così. D'altronde non si può fare altro. Hai detto oltre 50 anni, cioè oltre 50 anni significa 50 anni di vita passata. Il più è fatto. Comunque, a parte lo scherzo, Maledetta città si concludeva allora come ora, nella prima e seconda edizione. Maledetta città è un romanzo, non un saggio sulla città, per carità. Si concludeva con questa frase che è diventata, dico sempre, un tormentone. Vivere ad Agrigento è una scelta non obbligata, per cui preparo i bagagli e parto. Anzi, rimango. Bella coerenza che ci caratterizza un po' tutti. Io come protagonista del libro sono rimasto, non ho mai avuto effettivamente l'idea seria di andarmene, è stata quindi una scelta, non un caso, e questa scelta continuerei a farla anche oggi. Gaetano, invece tu hai fatto le valigie e a un certo punto della tua vita, giovanissimo, sei andato via. Sei andato via per aver fatto una scelta. Sì, una scelta, poi la scelta, voglio dire, scelta, ma siamo anche scelti, nel senso che poi alla fine, per fortuna, la vita non è tutta un atto di volontà, è anche quello che ti succede durante il cammino. Io per esempio ho fatto esattamente il contrario di quello che racconta il romanzo di Alfonso, cioè io rimango, anzi no, parto, per cui forse dico mi hanno fatto male in tutti i sensi film di Tornatore, perché appunto conosciamo tutti la frase celebre dove appunto il primo re dice al ragazzo: attento, non superare i 18 anni perché dopo è troppo tardi. E in qualche modo c'è una verità in questo, c'è una verità, perché a 18 anni ancora hai tutta la vita davanti, per cui hai un'ampia gamma di scelte, il mondo ti sembra tuo, è la bellezza dei giovani, no? È vivere come se non ci fosse un domani. Così sono partito, felice di affrontare la vita, anche perché non avevo le idee chiare sull'università, dentro di me volevo sempre naturalmente avevo questa sete di infinito, chiamiamola così, però la cosa importante secondo me oggi, appunto facendo questo salto pindarico negli anni, non dico nei secoli, ma negli anni, non è tanto rimanere o partire. Intanto bisogna diciamo, il fatto che la nostra città è bellissima, ma che fuori dalla valle, al di là della valle, c'è un mondo altrettanto bello che va visto, per cui è un mondo che bisogna conoscere in qualche modo. Ci sono poi esempi, le eccezioni che confermano la regola, come sappiamo tutti, come Salgari o Salgari come si dica, che scrisse benissimo della Malesia di Sandokan e direi di Kabir Bedi, senza essersi mai mosso, ma Dio l'abbia in gloria, non tutti abbiamo la sua fantasia.
La cosa importante, credo oggi, che abbia un senso nell'attualità, invece è proprio quella di, al di là delle scelte, per cui delle partenze diciamo così, o delle false partenze, come in questo caso, è riconoscersi nella differenza. E questo è il vero progresso degli uomini, no? Poi lo diceva anche Paolo VI nella famosa enciclica sul progresso dei popoli, cioè il riconoscere la differenza e apprezzarla, amarla, imparare da essa, è la cosa più bella, perché pensa che il mondo noioso sarebbe se tutto il mondo fosse come Gaetano Aronica, come Emanuele Farrugia, no, forse come Barbara Camucci, sarebbe anche un mondo più bello, voglio dire. Però ecco, io credo che proprio, tra l'altro, entrando diciamo, nel corridoio. Ma tu consiglieresti a un ragazzo di andarsene o di restare? Cioè, se un ragazzo, appunto, adesso ci sono dei giovani attori, no? Sì. Stanno anche lavorando con te, che consiglio il mondo sentiresti di cambia. dare, diciamo, a una persona, anche a un giovane che come te vorrebbe fare questo mestiere? Il mondo cambia, c'è una frase di Borsellino bellissima: la Sicilia non mi piaceva, per questo l'amavo, perché volevo cambiarla. E dipende da che punto di vista tu voglia cambiare questo mondo, perché un giovane vuole cambiare il mondo, se è necessario andare, ripeto, non possiamo fare tutte le stesse cose, per cui è bello per chi va e per chi resta. Io consiglio comunque di spaziare, di far spaziare Di fare esperienze. Ancora di più, se posso, io consiglio a qualsiasi giovane di fare ciò che sente. È una, ecco, a proposito dell'eterna opposizione tra maschile e femminile, una delle cose sulle quali ho sempre discusso con le mie compagne di strada, ecco, per esempio, io quando ero ragazzo avevo l'ambizione di conoscere il mondo attraverso le donne. Per fare questo si potrebbe anche non spostare da casa. Non è un concetto maschilista, perché una donna potrebbe pensare di conoscere il mondo attraverso gli uomini, voglio dire, non vedo dove sia la differenza. E poi è così che succede, ma persino con i figli. Ho avuto la fortuna di avere 2 gemelli e io, quando sono nati, volevo scrivere un romanzo che è ancora in itinere, perché loro sono ancora giovani, che era proprio scoperto il sesso, perché ti accorgi subito delle differenze. È un privilegio, un dono di Dio poter vedere veramente queste differenze. Dicevo, l'opposizione proprio con qualcuna delle mie compagne era proprio nel non credere nelle regole. Forse un sentimento profondo religioso mi anima, forse quello, non lo so, però io credo che la regola si debba sentire dentro. Cioè tu non puoi dire a un ragazzino, glielo puoi insegnare che bisogna rispettare l'anziano, ma io che ero un ragazzo, sicuramente non un modello, non avevo bisogno che mio padre mi dicesse di rispettare l'anziano, perché era nelle cose, direbbe Sciascia, cioè era nelle cose. Era naturale. Ma la regola è quella che senti dentro, se non la assumi dentro sarà sempre un'imposizione, per cui prima o poi la trasgredirai, e a volte potrai farlo anche nel modo più brutale. Come hai vissuto questa pandemia? Lo sapevo che dicevo poco fa, le donne ti portano sempre per fortuna, noi ci facciamo condurre. Questo lockdown, l'argomento è anche questo, no? Quello di questa sera. Meno male, Barbara, che mi hai riportato alla realtà, perché è chiaro che io sfuggo, anche perché forse inconsciamente non voglio affrontare un argomento che invece oggi dobbiamo affrontare, che abbiamo affrontato anche stamattina, ma ne parlerà meglio Emanuele, che è uno degli organizzatori. La pandemia è proprio è legata al discorso di prima. Questo lungo periodo ci ha dato la possibilità, a torto o a ragione, nel bene o nel male, forse direi a torto e nel male, di fare conti con noi stessi, di guardarci allo specchio, di passare il tempo con noi stessi, per cui di capire più chi siamo. Io ripeto, è una cosa che ho messo anche nel mio ultimo spettacolo, che tra l'altro faremo insieme, che auguro venga benissimo, perché mi sembra un progetto veramente innovativo. E io dopo questo anno di lockdown mi sento più buono, mi sento migliore, vorrei sperimentare, che non vuol dire la bontà, non confondiamola col buonismo, con una parola che non mi appartiene. La bontà vuol dire in qualche modo fare più i conti con se stessi e anche con la società, cercando di aprire, no? Di aprire appunto a quella famosa differenza, di aprire, di andare oltre le polemiche, oltre il male. Per cui questo, perché a un certo punto sei costretto a guardarti allo specchio. La pandemia ha fermato qualsiasi tipo di sogno, di ambizione,
Per me che ho la mia età, la mia esperienza, per Alfonso, per Emanuele, per te è una cosa, per un ragazzo di 16-17 anni un anno, cos'è un anno? È un tesoro che gli è stato rubato. Infatti un ragazzo poco tempo fa mi diceva: ci stanno rubando l'adolescenza, e mica si sbagliava tanto, perché alla fine questo anno è stato lunghissimo e brevissimo, a volte sembra di non averlo vissuto, stiamo arrivando all'estate senza accorgercene, ce ne stiamo accorgendo solo perché purtroppo facciamo i conti con il lavoro che non c'è, cioè, dobbiamo ripartire sicuramente con grandissima fiducia e più forti di prima. Alfonso, tu invece da scrittore come l'hai vissuta questa pandemia? Io l'ho vissuta meno drammaticamente di come l'hanno vissuto i professionisti o chi si occupa di turismo, ma io so che da un anno e 2 mesi ho fermato tutto, cioè non ci sono più presentazioni di libri, spesso partecipavo a presentazioni di libri, non ho fatto più spettacoli, con la mia compagnia di cui parleremo dopo ci siamo fermati completamente. E poi vorrei aggiungere, per un ragazzo, e sicuramente io ho delle nipotine pure, dei nipoti, un anno perduto è una cosa gravissima. Sommessamente vorrei dire che per una persona che comincia a essere anziana, un anno o 2 perduti sono moltissimo, sono molto più di 12 mesi. Perché non resta troppo tempo per recuperare quello che si perde. Quindi per me la pandemia è qualcosa che mi colpisce nel profondo, anche se dico meno drammaticamente rispetto ad altri, perché è finito il contatto con le persone. Questa è una cosa che riguarda tutti, siamo tutti isolati e non è vita questa. Assolutamente, siamo infatti stanchi, molto stanchi di questa situazione che speriamo finisca prima possibile. Dicevamo appunto un anno nero, nerissimo, soprattutto per il settore turistico, no? Del turismo, dello spettacolo, di cui tu fai parte, Emanuele, e quindi come l'hai vissuta tu, sulla tua pelle, questa situazione? Sai, un momento veramente difficile e drammatico per tutti quelli che, come me, hanno investito e hanno continuato a sognare per una vita e hanno costruito affinché questo territorio, questa terra uscisse fuori. Per cui il mondo del turismo è assolutamente come dire, bloccato, e a sua volta il mondo dello spettacolo, le aziende dello spettacolo, voglio sottolineare le aziende, al di là degli operatori, dei tecnici, perché ci sono anche le aziende, lo voglio sottolineare. Le aziende sono quelle che fanno gli acquisti, che devono mantenere le tecnologie, quindi si è fermato il mondo. Poi capisci bene che per chi come me ha la passione verso questo lavoro, non stare più in mezzo alla gente, non parlare con la gente, non essere al servizio della gente, perché questo è un lavoro che si fa solo se hai la passione di farlo. Non lo puoi fare perché lo hai studiato, lo hai acquisito, o perché c'è come dire, un bando di concorso. Occuparsi di turismo, occuparsi di spettacolo è una passione che c'hai dentro, assolutamente. Io sono un Lions perché mi piace stare in mezzo alla gente, per quello che fanno i Lions, per il servizio che danno verso gli altri, per la solidarietà. Noi abbiamo fatto cose... Quest'anno tra l'altro si sono spesi tantissimo i Lions, abbiamo fatto cose bellissime. Service di beneficenza. Voglio sottolineare che io lo scorso anno sono un past president, lo scorso anno siamo stati i primi realmente a consegnare del materiale sanitario all'ospedale San Giovanni di Dio. Per cui abbiamo speso bei soldini per dare il nostro supporto. Per cui oggi il mondo dello spettacolo è veramente distrutto. Tra l'altro l'ultimo DPCM è ancora peggio. Infatti questo ti volevo chiedere, secondo quest'ultimo DPCM, secondo te ci sarà un po' di ossigeno oppure no? Così per come è previsto? Assolutamente, spero che cambi. Noi oggi abbiamo fatto un'iniziativa, ne parleremo dopo, una bellissima magari iniziativa, sì. Perché hanno fissato alle ore 22, dalle 22 alle 5 la chiusura, il lockdown,
per cui dalle 22 alle 5 non si potrà più far nulla, quindi vuol dire che non si potranno fare gli spettacoli serali, vuol dire che non si potranno fare le albe che noi abbiamo fatto lo scorso anno, anche negli anni passati, certo, che hanno rappresentato e rappresentano per Agrigento e per la Valle dei Templi un momento centrale della promozione, dei momenti promozionali della valle. Per cui chiudere alle 22 vuol dire chiudere i ristoranti, chiudere i bar, chiudere tutto quello che anima questa terra che vive di turismo, perché non è che noi abbiamo altri segmenti, non è che noi abbiamo fabbriche o abbiamo altri settori. Il nostro è un mondo che vive di turismo e che io mi auspico che viva di spettacolo pure, come fa Siracusa con le tragedie greche. Noi, grazie alla strada degli scrittori, per esempio, si sta portando avanti da alcuni anni diciamo, l'idea di rifare promozione attraverso Pirandello, Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri, tutti gli autori che sono vissuti in questo pezzo di terra che amiamo e che vorremmo naturalmente che fosse vissuto in maniera migliore. E un'altra cosa importante che voglio sottolineare è, lui diceva come siamo più buoni o non siamo più buoni. Noi oggi siamo più forti, ma siamo molto arrabbiati, perché siamo stati lasciati soli, nessuno ha pensato a noi non vogliamo i ristori, ma vogliamo semplicemente lavorare e guadagnare quello che ci fa andare avanti, solo questo. A proposito di questo è importante, 2 o 3 punti che vorrei anche approfondire dal mio punto di vista, dice Emanuele. Intanto approfitto per dire che anche la Fondazione Pirandello ha dato il suo contributo a San Giovanni di Dio attraverso la collaborazione con la Fondazione Rava. Sino a qualche giorno fa è venuta proprio la dottoressa Baiardi, insieme abbiamo portato questo macchinario per le donne incinte alla San Giovanni di Dio, ha fatto un'opera. È molto importante questa cosa, al di là della pubblicità che io mi possa fare, ma neanche tanto, perché è una cosa che soprattutto ha riguardato il primo lockdown. Abbiamo cominciato proprio in quella fase. Io dicevo, quando tutti cercano di salire sul palcoscenico, noi cerchiamo invece di scendere e andare in mezzo alle persone, andare dentro la vita, perché il teatro deve anche saper uscire e andare dentro la vita. Ma eravamo in un momento anche psicologico completamente diverso, per cui adesso siamo in una fase diversa, anche se vuoi di arrabbiatura. Soprattutto siamo in una fase di maggiore incertezza, perché sappiamo che il vero problema, se lo consideriamo davvero, mi dispiace usare questa parola, ma come un dopoguerra, il vero problema si avrà quando si affronterà la ricostruzione. Allora noi siamo di fronte a tante incognite da questo punto di vista. Io dico che riguardo invece al discorso dello spettacolo, no? Dello spettacolo dal vivo, è un po' ambivalente il discorso, perché da un lato concordo perfettamente con la crisi del turismo e dello spettacolo, che naturalmente, non avendo la possibilità di essere praticati, hanno determinato una crisi profondissima, una crisi diciamo di una portata che ancora non riusciamo neanche a definire nei 2 settori. Dall'altra, perché le cose sono sempre ambivalenti, è vero che c'è stata un'attenzione nei confronti, a torto o a ragione, nei confronti del settore, soprattutto parlo del settore dello spettacolo dal vivo, che non c'era mai stata. Cioè la gente si è accorta, tanto per tornare di nuovo alle cose sentimentali, che ti manca di più una persona quando se n'è andata. Allora, nel momento in cui la gente dava forse per scontato il teatro come qualcosa che faceva parte di un rito, che poi è rito ma in un altro senso, nel momento in cui il teatro, lo spettacolo, la musica non ci sono più, ecco che la gente si accorge che questo popolo sommerso esiste, ma non esiste soltanto in quanto come dire, categoria di giullari, esiste come categoria di persone che lavorano, che hanno lo stesso problema delle famiglie normali della società italiana, cioè di avere dei figli, di mandarli a scuola, di farli mangiare. Io stesso, appunto con la mia permanenza ad Agrigento, ho fatto una scelta di questo tipo, e non è una scelta facile dedicare alla propria città per amore di questa pazza e bellissima città anni della propria vita, in un momento tanto abbastanza importante della mia carriera, in cui ho considerato proprio il sentimento del dare all'altro. Proprio nel momento in cui sentivo questa cosa, arriva la pandemia. Io parlo del mio caso personale, ce ne sono tanti altri, a stroncare tutto, a stroncare un progetto. Allora, cosa voglio dire? Quando dico ne usciremo migliori, dico che dobbiamo approfittare di questa attenzione
che c'è nei confronti del settore, per fare anche noi un po' di autocritica e capire dove fossero i punti critici prima della pandemia, perché ce n'erano punti critici. Nelle divisioni, non parliamo poi ad Agrigento, dove litighiamo 364 giorni l'anno per chi deve salire su un palcoscenico, e l'unico giorno in cui dovevamo essere tutti uniti oggi per manifestare appunto come categoria non c'eravamo, ma non c'era una presenza massiccia degli attori e delle attrici, c'era solo una rappresentanza del Teatro Pirandello e qualche altro sparuto attore, non sparuto perché si potrebbe offendere, nel senso numerico, e qualche altro attore di qualche altra realtà. Però ecco, nel momento in cui dobbiamo unirci facciamo fatica, è anche un difetto questo un po' del siciliano, però volevo dire, non credere molto nel domani, però volevo dire, dobbiamo approfittare, in questo senso la bontà, per ripartire meglio ancora di prima, per ristabilire con il pubblico un rapporto su basi nuove, perché nel frattempo è cambiato il mondo e l'arte ha il dovere di precedere. Perché uno legge Sciascia di appunto la strada degli scrittori? Perché non deve essere velleitario il tutto, perché Sciascia ti dava sempre delle risposte inusuali, ti svegliava dal tuo torpore, ti diceva qualcosa che tu non immaginavi e riconoscevi in lui una superiorità, quella dell'intellettuale, e così deve essere l'artista. Dove voglio arrivare? Siracusa, benissimo, ma guai, non è quello che ha detto lui naturalmente, ma guai a scimmiottarla, cioè noi dobbiamo partire non dalla quantità. In questo caso parlo proprio del settore spettacolo, non mi permetto di parlare di quello del turismo, che sono legati, ma in che modo? Guai se lo spettacolo fosse al servizio del turismo o viceversa. Lo spettacolo deve andare sulla qualità, il turismo deve andare sulla qualità, creare un movimento importante, un movimento diciamo così che sia persino un faro per altre culture, soprattutto vista la posizione geografica privilegiata che abbiamo in questo momento, dare un senso a tutto quello che facciamo e innalzando la qualità diventiamo esempio. Cioè pensate cosa potrebbe diventare Agrigento, perché ci interessa Agrigento, inutile ci mettiamo la maschera, la nostra straordinaria città, il nostro centro storico o la stessa valle, se noi tra qualche anno avessimo le compagnie non di tutta Italia ma di tutta Europa che facessero a gara per venire a recitare qui. Allora vuol dire che abbiamo centrato l'obiettivo, per la miseria, no? A proposito della Valle dei Templi, dove l'anno scorso appunto abbiamo fatto le albe, abbiamo avuto tantissimi visitatori, spettatori. Abbiamo un'intervista, abbiamo intervistato Roberto Sciarratta, il direttore del Parco Archeologico Valle dei Templi, che ci parlerà proprio un po' dei progetti per quest'estate. Vediamolo insieme. E allora, quale sarà il futuro nella speranza che si possa riaprire e che la Sicilia torni a vivere come prima? Quali le aspettative dell'ente parco? Noi abbiamo lavorato in questo periodo, non ci siamo mai fermati perché alcune lavorazioni vanno sempre fatte e alcuni progetti che avevamo messo in cantiere sono partiti. E mi riferisco ai progetti più grossi, la musealizzazione del Tempio di Zeus, il santuario rupestre, l'attività didattica e scientifica con le convenzioni con le università sono riprese nella sicurezza, nel rispetto dei protocolli Covid, e quindi abbiamo ripreso lo studio attorno agli edifici pubblici, soprattutto a Giunone con l'Università di Pisa, e quindi abbiamo lavorato nella speranza che quest'estate tra l'altro a Covid diciamo a misure attenuate si potesse aprire ai visitatori, e per quello abbiamo preparato un calendario molto fitto di appuntamenti, di spettacoli, di teatro, dalle nostre albe, dagli spettacoli teatrali la sera. Ci sarà di nuovo festival che viene ospitato e patrocinato anche dal Parco Archeologico, una manifestazione musicale ormai che ha un certo riscontro di pubblico, sold out ogni anno. Ci sarà il nostro Festival Jazz che quest'anno giunge alla 10ª edizione e che avrà probabilmente una tappa al centro storico delle 4 serate previste. Ci saranno i festival di cinema, i corti, e ci saranno una serie di iniziative che prenderemo anche per i siti della provincia.
Il progetto che abbiamo presentato e pensato quest'anno riguarderà anche alcuni siti che sono stati assegnati al parco con il decreto del 2019, mi riferisco a Sambuca di Sicilia, Eracleamino, la Villa Romana a Punta Grande e Licata. Lì ci saranno anche delle iniziative volte alla valorizzazione dei beni culturali, quindi ci saranno probabilmente delle visite guidate, delle visite laddove facciamo dei cantieri a cantiere aperto e poi ritornare la sera nei fine settimana al tramonto. Faremo su un progetto che prevede 2 direttive, la enogastronomia legata al territorio e soprattutto il progetto Diodoros del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, alternati a spettacoli musicali o teatrali. Quanto è mancato la gente questo momento, ecco, come si è vissuto in particolare voi qui dal parco direttamente? Beh, vedere la Valle dei Templi vuota è una bellezza da un punto di vista paesaggistica, perché è fiorente, soprattutto in questo periodo primaverile. Certo il nostro cuore è un po' afflitto, ma speriamo che la campagna vaccinale che sta andando avanti a ritmi ora più serrati rispetto al passato possa aumentare il numero dei vaccinati, diminuire i contagi, e il primo passo che ci aspettiamo è che la Sicilia diventi arancione per poter aprire non solo la valle ma i nostri siti culturali di tutta la provincia. A tal proposito saranno ripresi i lavori per gli scavi per il teatro di Agrigento, ci dà questa anteprima? Faremo la consegna dei lavori, della ripresa dello scavo archeologico per approfondire la conoscenza del teatro, la presenza dell'assessore, ci sarà la consegna dei lavori proprio sui luoghi del teatro. Quindi diciamo facciamo un appello ai tanti speranzosi che la valle torni a riaprire e che il turismo possa di nuovo innaffiare quelle tavole che Agrigento ne ha tanto bisogno. Noi siamo pronti, aspettiamo i nostri visitatori che accoglieremo con tutti i riguardi e le valorizzazioni ai nostri prodotti culturali che abbiamo preparato. Così come l'anno scorso abbiamo avuto un ottimo riscontro di pubblico, così ci aspettiamo che quest'estate, soprattutto in sicurezza, la gente continui a viaggiare e a godere queste bellezze meravigliose. Da parte della sede regionale quali stimoli sono arrivati anche per questi progetti che voi avete presentato, dottore Sciarrà? Noi abbiamo avuto con la legge regionale di finanza dello scorso anno un finanziamento in quanto sito UNESCO che ha permesso, proprio in questi giorni sono iniziati i lavori, di eseguire tutte quelle manutenzioni che i nostri siti meritano, e quindi abbiamo avuto questo ristoro, come un altro ristoro è stato dato dal Ministero dei Beni Culturali per i mancati incassi. Insomma, si guarda bene al futuro, insomma, con un certo cauto ottimismo. Noi siamo fiduciosi che la campagna messa in atto dal governo possa dare i suoi frutti in piena estate. Basta avere un attimo di pazienza ora in questo periodo, ma sono convinto che quest'estate si potrà, nel rispetto dei protocolli, riaprire e offrire la valle ai nostri siti e ai numerosi visitatori che ci faranno onore della loro presenza. Alfonso, ritorniamo a parlare di teatro. Il teatro è sicuramente il tuo grande amore. Com'è nata questa passione e che cos'è per te il teatro? L'amore per il teatro è nato quando ero ancora un ragazzo e alla televisione, allora esisteva solo Rai, né 1 né 2 né 3, in bianco e nero, canale unico. Il venerdì trasmettevano una commedia, ogni venerdì, di autori italiani, stranieri, commedie divertenti, classici, con la partecipazione dei più grandi attori di prosa del momento, veramente più grandi. E poi successivamente, quando sono andato all'università, che già da qualche tempo scrivevo per il quotidiano L'Ora, andavo a intervistare nei camerini del Teatro Biondo gli artisti che erano ospiti del Biondo in attesa di cominciare lo spettacolo. E mi presentavo con la mia tessera del giornale, avevo 19-20 anni. Questi grandi attori, che cito alcuni, che recitavano le commedie musicali di Carinè e Giovannini, allora veramente erano straordinarie,
Attori come Macario, Nino Taranto, Raschel, Delia Scala, Miranda Martino, Carlo D'Apporto e tanti altri. Io li andavo a intervistare, loro mi invitavano a tornare perché facevo tenerezza probabilmente, e così sono stato giorno dopo giorno a respirare l'aria del palcoscenico, a vedere i preparativi quando il sipario era ancora chiuso, a vedere da dietro le quinte alzarsi il sipario e vedere questa massa di pubblico. Quindi sei rimasto affascinato? Sono rimasto affascinato e ho cominciato a pensare a qualche trama, qualche cosa da scrivere io, sognando che un giorno una vicenda da me ideata poteva essere rappresentata proprio sulle tavole del Teatro Biondo. Questo non è mai successo. E il teatro, che cos'è il teatro? Il teatro è una meravigliosa finzione, ed è tanto più finzione quanto più sembra verità, di questo non c'è dubbio. Il teatro è la vita, secondo me, come la vita che scende dal palcoscenico e si insinua in platea tra la gente, poi piano piano esce dal teatro e si affaccia in un altro palcoscenico che diventa sempre più grande, strade, piazze, proprio la vita che invade tutti gli spazi, anche gli appartamenti, dove soprattutto negli appartamenti si svolge la vita delle persone e ci sono i veri drammi. E poi c'è questo sipario immaginario che si apre e si chiude incessantemente. Tu ti puoi dire perché immaginario e quale sipario? Io penso al sipario che ognuno di noi si porta dentro, si porta dietro. Un sipario che quando si apre noi ci apriamo agli altri, ci apriamo alle idee, ci apriamo alla vita. Quando questo nostro personale sipario si chiude, noi restiamo al buio, ci richiudiamo in noi stessi e ci sentiamo sempre più soli. Come altro momento importantissimo del teatro, le luci nel teatro come nella vita si accendono, cambiano colori, si attenuano, si spengono, ma la vita continuerà sempre ad andare avanti, anche quando alla luce più completa noi guardiamo, mai riusciremo a capire tutto, a vedere tutto. Di che cosa? Della vita, non solo dello spettacolo, del mondo che ci circonda, di noi stessi, perché la realtà, e questa è una bellezza del teatro, la realtà è sempre inafferrabile. Qualunque tentativo per decifrarla in maniera completa naufraga. Bisogna accontentarsi di quello che si coglie. Siamo fortunati se cogliamo qualcosa. E in questo caso tu avevi colto tanto, non mi veniva in mente poco fa quando parlavi della tua esperienza di 19 anni, io ti immaginavo col tuo tesserino di giornalista dell'Ora, di un aneddoto che gira un po' tra i teatranti da tempo su una notissima attrice che naturalmente non nomino. L'importante è che possiamo raccontarlo, perché siamo in fascia protetta. Beh, insomma, no, ma veramente una cosa molto carina, di un giovane come poteva essere appunto Alfonso che dopo lo spettacolo si precipita davanti al camerino di questa diva, di questa prima attrice, perché vuole intervistarla. Allora non aspetta molto, per cui bussa, lei apre un po' discinta, un po' insomma in vestaglia, come ci si trova, si sta struccando e dice: oh, vede questo bel giovinotto, oh, ma... oh, che carino, cosa posso fare? Beh, veramente volevo intervistarla, volevo anche l'autografo, allora non c'erano i selfie, per cui era un po' più complicata la cosa. Dice, beh, ma mi hai trovata così dopo lo spettacolo? No signora, ma si immagini, io posso aspettare tranquillamente che lei si vesta. Che mi vesta? Che mi spogli? Insomma, Alfonso, non eri tu quella persona. Non solo non ero io, ma io ho avuto l'ingenuità di andare a fare le interviste prima, quando l'attrice era completamente vestita in attesa di andare in scena, quindi pensa se poteva succedere una cosa del genere. Perché sei una gran brava persona, un gentiluomo, e lo eri anche allora. Perciò, dunque, ritorniamo sempre su di te. Negli ultimi tempi, prima che arrivasse la pandemia, avevi intensificato la tua attività di autore di teatro. Sì, ma molto prima della pandemia. Mi ero fermato per un po' di tempo, poi grazie a una commedia, alla mia prima commedia messa in scena da parte della compagnia Piccola Ribalta di Casteltermini, una compagnia amatoriale, però gli attori erano bravissimi, erano in grado di passare da un testo drammatico di Pirandello a uno comico e divertente di Martoglio, come di autori contemporanei,
Questa commedia, che si intitolava Armonia di famiglia, per me è stata una rivelazione, ecco, vedere una cosa mia, mentre fino a quel momento avevo fatto atti unici, anche interpretati da attori professionisti o amatoriali molto bravi, ma vedere una commedia per intero rappresentata mi ha fatto capire che la commedia, il genere commedia mi era congeniale. Tra l'altro tra gli attori della Piccola Ribalta ne devo ricordare uno con grande nostalgia e grande dolore, che è il mio amico grande attore Fabrizio Giuliano, che ora non c'è più. E poi 10 anni fa ho fatto in modo di fare nascere all'interno del Lions Club Agrigento Host una compagnia teatrale fatta di attori e attrici che non erano né attori né attrici, non avevano mai recitato in vita loro, però che si sono appassionati. Si sono appassionati e da principio erano 9, 10, 12, sono arrivati a 14, erano incerti, erano spaventati, pieni di entusiasmo, ma così. Ma in poco tempo hanno fatto dei passi da giganti, sono diventati sempre più sicuri, sempre più bravi, e noi abbiamo fatto in 9 anni 7 commedie, praticamente una all'anno, al Teatro della Posta Vecchia, che come dico sempre è un luogo magico. Queste serate erano per beneficenza, no? Sì, alla fine era per beneficenza, ma facevamo 3 serate, tutte con tutto esaurito. Il ricavato andava interamente in beneficenza, come da spirito laionistico. Dico, certo. In quello spazio bellissimo che è la Posta Vecchia, perché Giovanni Moscato, oltre che essere un grande artista, ha avuto il merito di mettere a disposizione di autori, attori, musicisti, registi, quello spazio che permetteva loro di esprimersi. Ecco, quindi la pandemia ha bloccato anche l'attività di questa compagnia, perché ormai certo. Noi non sappiamo ormai, è passato 1 anno e mezzo, ma probabilmente ne passerà un altro anno e mezzo prima di ricominciare. Speriamo per noi, perché siamo tutti anziani, non siamo una compagnia di giovani. Ecco. Ogni anno che passa. Ogni anno che passa di scherzare, sempre, però spero di sì, perché sarebbe un peccato che tutto questo patrimonio accumulato in tanti anni di duro lavoro, di prove ripetute con serietà, andasse perduto. Tra i tanti momenti della tua attività teatrale e di scrittore, insomma, ne ricordi qualcuno in particolare? Sì, io ricordo sempre tutti, voci e volti di attori, le musiche, il pubblico, le atmosfere, però ne voglio ricordare uno perché in un certo modo riguarda un po' tutti coloro che siamo presenti a questa trasmissione. E tutto è nato da una intervista che tu mi hai fatto nel 1900. Sono io l'artefice? Sì, la colpevole. Direttamente. Sì, è tutta colpa tua. Nel 1998, in occasione del premio Telamone, nel consegnarmi questo premio per la letteratura, tu mi hai chiesto qual è il tuo sogno, quello che vorresti realizzare assolutamente. Io ti risposi, sarebbe quello di portare al Teatro Pirandello un mio testo con la partecipazione del maggior numero di attori, musicisti, cantanti agrigentini o del territorio agrigentino. Beh, questo sogno si è realizzato soltanto 4 anni dopo, nel 2002, tu sei una delle partecipanti. E infatti io ho qui una locandina che adesso faremo anche vedere. Quindi con le sue arti magiche. Ecco, sfilerò se ci riesco questa locandina. Lo spettacolo si intitolava Fa che non ti manchi la voce. Il titolo l'ho preso da una bellissima canzone di Francesca Cosentino, che è una cantautrice argentina molto brava, che ha partecipato anche a Sanremo Giovani, ha recitato in commedie musicali. Mi è piaciuto questo titolo e ho dato questo titolo a uno spettacolo che, come vedi, comprendeva... Uno spettacolo corale, perché ci sono tantissimi. 23 attori, 10 musicisti e 3 cantanti. Sto leggendo anche il mio nome, sì. Mi fa piacere. Poi Francesca Cosentino, Fabrizio Giuliano, Mariuccia Linder, Pippo Montalbano, che purtroppo non sono più con noi. Rosa Maria Montalbano, che invece è con noi lavora col Teatro Pirandello, non sempre, Giovanni Moscato, compatibilmente con i suoi impegni, eccetera. Che abbiamo già nominato più volte, Salvatore Nocera, che qui non era Bracco. No, non era ancora Bracco. Non era ancora diventato Bracco. Lia Rocco, Mimmo Galletto, 23 attori. E poi abbiamo anche dei musicisti, il maestro Simeone Tartaglione, che adesso è in America. Sì, dirige negli Stati Uniti d'America, e la moglie era una bravissima Alessandra violinista. Buffaro.
insomma, bel C'era un ricordo. giovanissimo Edoardo Savatteri tra i musicisti. Savatteri. Il figlio di Edoardo il pianista. Pianista, sì, sì, al Edoardo, pianoforte. bravissimo, sì, l'ho sentito E poi suonare, scene era costumi di Scene e costumi, sì, Enzo Enzo Lamendola che ha curato in maniera geniale la regia con la collaborazione tecnica di Emanuele Farrugia alle luci e ai suoni. Ecco, quindi c'eri tu, c'era Emanuele Farrugia, E io che c'entro? c'era Lucinzala. Ora arriviamo anche a te. Aspetta, Lucinzala era la denominazione di questa compagnia. Lucinzala, e stasera siamo a una trasmissione che si intitola Lucinzala, che c'entri tu. C'entri nel senso che io, nel momento in cui sono riuscito a fare questo spettacolo, mi sentivo felice per la prima volta, contento e soddisfatto, perché di solito non lo sono, perché ero riuscito a portare insieme e a fare recitare insieme tante persone appartenenti a compagnie diverse, che magari tra loro non avevano rapporti, c'era una certa rivalità, e invece Come mai? tutti... Queste cose da dirigente non sono sono, mai non successe, ne abbiamo mai sentito non ho mai parlare. conosciuto Di anime rivalità. pure, anime candide. Però Comunque sono stati tutti disponibili e quindi dico, sono riuscito a fare una cosa che dimostra che Agrigento e quindi il Teatro Pirandello può benissimo fare una compagnia propria, produrre una commedia, un dramma, circuitarlo invece di, oltre che ospitare le varie compagnie che vengono, perché abbiamo il materiale umano, attori, musicisti, registi, scenografi, di una bravura, effettivamente di una competenza tale per cui questo poteva essere possibile. Per anni non è successo niente, e nessuno ha preso in considerazione questa ipotesi. Ci sono voluti 15 anni prima che arrivasse un tale che si chiama Gaetano Aronica, che con la collaborazione probabilmente di sindaco, di funzionari, di altre persone, è riuscito a mettere su una compagnia, tipo una compagnia stabile, creata dentro il Teatro Pirandello. Di questo ne puoi parlare meglio tu, però io dico che noi, che amiamo il teatro, dovremmo dire grazie a Gaetano, che è riuscito in quello che era un mio vecchio sogno, ma quello riguarda solo me, nel mio piccolo, però è riuscito in questo. Hai fatto prima di tutti una cosa importante. Infatti, che poi semmai poi all'aiuto... nel 2017 la prima stagione Sì. qual è stata? Quella Quella di della prima Vestire gli Ignudi, produzione alla di quale- Vestire gli Ignudi, quindi il Aspettate, Teatro Pirandello ha sì. prodotto uno spettacolo, lo ha importato fuori perché per la prima volta. l'ha portato fuori. E quindi ha aumentato anche il numero degli abbonamenti, degli abbonati, ha portato i ragazzi delle scuole con i matinè, quindi c'è stato un coinvolgimento insomma totale della città. È il discorso che facevo prima, approfitto del fatto di ricevere un complimento da Alfonso, perché di solito sono abituata a ricevere un sacco di insulti. No, vabbè, ma va bene così. Insomma, ci si espone, io sono uno che si espone, insomma, ci sta pure questo. Dunque rispondo, mi fa piacere, sono emozionato a questa cosa di Alfonso che mi riconosce questo grande sforzo, e ritorno al discorso del progetto. Cioè ci vogliono i progetti, non è che il teatro è diverso da altro tipo di attività. È chiaro che il teatro deve volare alto perché c'è l'arte, ma l'arte vola in alto se i piedi ce li hai ben piantati, dico io, nel fango, non solo perché devi avere vissuto per comunicare qualcosa, perché se non hai vissuto non puoi comunicare nulla, secondo me, o a livello interiore. Parlavamo prima di Salgari, non tutti siamo Salgari che dalla sedia di Verona parlava della Malesia, dei pirati, e a volte abbiamo bisogno di viaggiare, di conoscere, ma ripeto, è un discorso che abbiamo esaurito prima e che si conclude proprio nell'incontro con l'altro, nel riconoscere e apprezzare le differenze. Qui siamo al progetto che parte da zero, per cui io devo dire che gli spettatori si sono quadruplicati, che gli studenti sono diventati 20.000, Emanuele ne sa qualcosa, che abbiamo prodotto, perché per dei teatranti puri vedere un teatro che ospita è come un ristorante che dà il cibo che hanno fatto da un'altra parte. Non so come dire, ci sta, se ha bisogno di una torta che prepara un magistrale chef di una pasticceria, succede, si fa, ma io dico che il ristorante, che il teatro vuole anche presentare ciò che ha.
non solo per valorizzare le risorse del territorio, ma anche per vincere una scommessa che in Sicilia ha un sapore ancora più importante, perché la Sicilia è stata sempre in tutti i sensi colonizzata, la Sicilia ha sempre guardato agli altri prima di poi, è da lì che viene quella famosa esterofilia, che tutto ciò che viene da fuori è bello, tutto ciò che abbiamo noi, invece di apprezzare i primi passi per poi unirci, perché ci sarebbe lavoro per tutti in un territorio così magico, così variegato, straordinario, eccetera, eccetera, dagli scrittori ai greci, dal mare alla casba del centro storico, insomma dalla posizione geografica. Siamo probabilmente in un posto che ancora deve esprimere tantissimo e siamo contenti di starci per noi e per i nostri figli. Ma la cosa importante è proprio il progetto, caro Alfonso, il progetto vive anche di una parte di sofferenza. Io per realizzare questo progetto in tanti anni, con tanti artisti, c'era anche Barbara, tanti collaboratori, eccetera, eccetera, ho dovuto rinunciare alla mia carriera a Roma, perché ho dedicato sempre più tempo qui, in un momento in cui la mia carriera andava benissimo. Ho fatto una scelta che, come dicevamo prima, come la tua di partire o non partire, non è che le scelte, non è che tu ami una donna perché te lo impone qualcuno, perché l'hai deciso, la ami perché a un certo punto quando la guardi negli occhi non capisci più niente, scegli o sei scelto, o il destino o il Dio. È chiaro che noi artisti crediamo che la vita non si risolva nel quotidiano, altrimenti questa pandemia ci avrebbe ridotti degli stracci, altrimenti non si parlerebbe di teatro e di turismo, perché se la vita si risolvesse nel quotidiano, cari miei, sarebbe una tristezza assoluta. C'è altro, c'è il mistero, il grande mistero della vita. Diceva Sciascia nel suo romanzo Una storia semplice, quando il professore parla al magistrato, all'ex alunno diventato magistrato, e si trova lui dalla parte dell'inquisito. A un certo punto il magistrato dice: professore, ma io devo fare una domanda, ma perché mi dava 3 a scuola? E il professore risponde veramente, dice: non ti ho dato sempre 3, sì, dice, una volta mi ha dato 5 perché si vede che quella volta hai copiato meglio. E poi gli dice: ma guarda che il problema è che tu pensi che l'italiano sia l'italiano, non è l'italiano, è il ragionare. Il teatro non è il teatro, è il mistero. Dobbiamo avere molta delicatezza, il mistero che induce una comunità a riconoscersi nel silenzio, che ha il privilegio di farlo, che può farlo. Per fare questo non si costruisce in un giorno, non è la cosa estemporanea, bisogna crederci, bisogna lavorarci, bisogna avere grande fiducia nel territorio, nelle persone, bisogna rinunciare a qualcosa. Io ho rinunciato a tanto, non l'ho mai detto, ma pensare a una persona che comunque rinuncia, una persona come me senza stipendio, ma per scelta, non piango miseria, non ho mai pianto in vita mia, neanche in questo momento in cui sarebbe legittimo, voglio dire, ma è una persona che rinuncia e che si dedica in maniera, guarda, più che artistica, pedagogica, perché a un certo punto la cosa più bella era proprio veramente, sempre tornando a Tornatore, imitare l'uomo delle stelle che girava per la provincia. Ci ho lasciato una jeep a far capire ai ragazzi di Santo Stefano della Quisquina piuttosto che di Campobello di Licata o di Canicattì, eccone un esempio, che non erano mai entrati al Teatro Pirandello o in nessun altro teatro. Per cui se io ho proseguito, tu sei una regina, tu sei stata scelta, tu sai quando sei stata scelta, e oggi ha un senso dire questo. Lei è stata scelta, Alfonso Emanuele, questa è una cosa molto importante che dico, perché è stato bellissimo l'incontro con Barbara, non ci incontravamo da un sacco di tempo, davanti al Teatro Garibaldi di Canicattì o Sociale? Teatro Sociale di Canicattì. Canicattì. Teatro Sociale di Canicattì, durante la commemorazione della morte, della ricorrenza del giudice Livatino. Oggi ha un senso perché sappiamo che tra poco ci sarà la beatificazione, per cui sappiamo che il nostro sindaco ha profuso grandi energie in questa commemorazione, beatificazione. Tra l'altro volevo anche dire, ma questo lo affronteremo dopo, che oggi a questa grande manifestazione erano presenti le autorità politiche, hanno parlato, sono state vicine agli artisti, ci sono stati musicisti, tecnici, giovani, un po' meno attori, l'ho detto prima, questa è una cosa che mi è un po' dispiaciuta. Dunque, tornando a noi, vedere il Teatro Pirandello, cioè se il Teatro Pirandello gira, e Barbara lo sa perché era tra gli artisti, e viene applaudito dalla gente che si alza in piedi a Roma, o all'Aquila, o a Fermo, nelle Marche, o a Palermo,
È una grande soddisfazione, perché vuol dire che quello che tu intendevi fare e che io intendevo fare, intendo fare, quello che intendiamo, che vogliamo fare, è un esempio anche per i nostri ragazzi. I nostri ragazzi devono crescere convinti che il merito venga apprezzato, che la Sicilia non è la Cenerentola del mondo, che in Sicilia ci sono dei talenti e che dobbiamo rafforzare la nostra capacità di non litigare, cioè dobbiamo eliminare la litigiosità, credere di più nel domani, credere di più nei progetti insieme, perché senza progetti non si va da nessuna parte. Dici, ma a Siracusa c'è le manifestazioni classiche, quanto tempo ci è voluto a Siracusa? Quanti uomini hanno profuso le loro energie? Roma non fu fatta in un sol giorno, se non cominciamo a cambiare la mentalità, per cui spettacolo a servizio del turismo, d'accordo, ma non solo, purché non si abbassi la qualità, purché andare in giro a recitare tutti non significhi livellare la qualità. Per attirare quale turismo? Quale turismo dovrebbe venire ad Agrigento? Agrigento deve avere un turismo che sappia apprezzare quello che c'è ad Agrigento, e questo secondo me è un atto d'amore nei confronti di questa nostra pazza, meravigliosa città. E poi diciamo Agrigento offre anche, parliamo anche di cultura, non soltanto di teatro, insomma di spettacoli, offre la Valle dei Templi, offre anche il teatro, gli scavi che si stanno facendo in questi mesi, forse c'è anche la riapertura di questi scavi. Infatti abbiamo intervistato l'assessore regionale ai beni culturali Alberto Samonà, che ci parla proprio di questa riapertura degli scavi archeologici del teatro antico di Agrigento. Vediamo l'intervista. I beni culturali siciliani, i nostri beni culturali anche di Agrigento, dell'intera provincia, rappresentano sicuramente un ottimo trampolino di lancio per il post-Covid. Voi in questo senso quali iniziative intenderete intraprendere affinché si ritorni alla normalità e la gente continui a venire nella nostra isola? Guardi, il governo regionale è impegnato quotidianamente sul fronte dei beni culturali, lo vedete anche dai tantissimi cantieri che stanno riaprendo, tra restauri e anche la ripresa degli scavi archeologici. Giusto per fare un paio di esempi, nella vicina Sciacca il complesso monumentale di Santa Margherita, su cui il governo ha stanziato 7 milioni di euro, e l'avvio del cantiere per la nascita dell'auditorium, e poi ancora il Teatro Samonà, sempre di Sciacca. Ma poi, ripeto, guardiamo a un'offerta complessiva dei beni culturali, pensiamo anche al territorio di Licata, legato anche allo sbarco e alle vicende del 43, tutto questo viene messo a sistema in una grande offerta culturale. Mentre nelle altre province isolane anche il raccordo che c'è con l'intero governo? Devo dire che col governo nazionale ci siamo trovati, immaginiamo che noi, nonostante il Sud non sia stato trattato benissimo, eppure siamo riusciti a far inserire un grandissimo progetto su Trapani per 27 milioni di euro, un progetto dell'assessorato regionale dei beni culturali, grazie al sottosegretario Lucia Borgonzoni, di restauro del Castello della Colombaia, una notizia che tutta la Sicilia nord-occidentale aspettava da anni, lasciatemelo dire. Emanuele, una volta mi hai raccontato di tutte le tue esperienze passate, lavorative, insomma hai fatto un po' di tutto nella vita, io sono rimasta veramente sconvolta, però poi hai scelto questo lavoro, quello che fai oggi, ma se tornassi indietro rifaresti questa scelta alla luce, diciamo, di questa situazione? Sì, io grazie al fatto di essere stato fuori, io ho iniziato, la mia passione per il turismo, lo raccontavo a scuola quando ho avuto la fortuna di insegnare, è iniziata quando avevo 17 anni e sono andato a fare il lavapiatti all'Isola d'Elba. Lì sono rimasto affascinato da quello che succedeva in un albergo a 4 stelle, dove arrivavano diciamo, gli industriali austriaci con i soldi e spesso lasciavano le mogli sole, pure qua diventa luci rosse, attenzione, siamo in fascia protetta. Lì sono rimasto veramente affascinato, per cui da lì è partita la mia passione per il turismo, e poi invece oltre al turismo mi sono, come dire, da sempre occupato di spettacolo, perché trasmettevo in radio, e quindi radio, impianti audio, organizzazione di eventi, congressi, fiere. Ecco, poi il mio primo lavoro
da più di 20 anni è l'organizzazione degli allestimenti fieristici nelle più grandi fiere internazionali del turismo. Un episodio, qualcosa in particolare che ci vuoi raccontare, qualcosa che ti è successo? No, magari piccante no. Piccante, le storie che ha raccontato Gaetano, ce le siamo raccontate dietro le quinte, sono successe cose che voi umani. Però ecco, io ho un ricordo straordinario delle Panatenee pompeiane. Ho avuto la fortuna di lavorare a Pompei e di curare e gestire il teatro che c'era alla Valle dei Templi, un 3500 posti senza audio, quindi con uno studio acustico straordinario che io ho ancora a casa, e che purtroppo è un teatro che non esiste più, uno spazio che non esiste più e che era veramente straordinario. Per cui ecco, una delle più grandi, più importanti esperienze è stata sicuramente la gestione di questo. Oggi invece ho il piacere e l'onore di lavorare alla Valle dei Templi spessissimo e al Teatro Pirandello. Io ci sono dal 95, la prima volta che si è aperto, io ero là, ero il direttore di sala, ho avuto la fortuna di aprire sia questo sia il Teatro Regina Margherita di Racalmuto, che a giorni riaprirà, sarà un altro spazio. Anche io l'ho inaugurato quello, con sarà un altro spazio con l'allora direttore artistico Andrea Camilleri, naturalmente supportato da Di Pasquale, e lì abbiamo fatto anche delle stagioni straordinarie. Ripeto, ora è un altro spazio che ritorna, che viene dato nuovamente al teatro. Sì. Per cui bellissime esperienze, non tornerei indietro, farei le stesse cose, perché come dicevo prima il mio è un mestiere fatto di passione, fatto di amore, stare in mezzo alla gente, vedere le espressioni, vedere il sudore degli attori, il dietro le quinte. Il dietro le quinte è una cosa straordinaria, per cui sistemare il microfono, toccare con mano le emozioni che ogni attore volta per volta sale su un palcoscenico. Diciamo la tensione, che si può tagliare col coltello. Assolutamente sì, per cui questo è un mestiere assolutamente straordinario, che io amo profondamente, lo amo veramente. Non ci si fa i soldi, questo è giusto dirlo, ma non solo, la cosa ancora più grave è che poi quando succedono questi problemi, tipo questo che è successo nella pandemia, la cosa più grave è che siamo abbandonati a noi stessi e che nessuno si ricordi di quello che tanti operatori, tanta gente che ci campa, scusate il termine giusto è questo, che vive di questo, venga totalmente, diciamo che anche quel poco venga che serviva totalmente per vivere dimenticato. È stato tolto. Però come dicevo, siamo più forti, ci stiamo muovendo, abbiamo dei progetti in atto, stiamo lavorando. Io personalmente, in qualità di Presidente del Consorzio Turistico, sto appoggiando l'amministrazione, l'assessore al turismo in progetti sulla possibilità di realizzare nei cortili agrigentini delle iniziative di cinema, di teatro, attività culturali, presentazioni di libri. Alfonso, speriamo di poterli rifare in presenza, perché siamo stanchi dello Zoom, non ne possiamo più, ed è una cosa indescrivere. Ha stancato tutti, assolutamente tutti. Sì. Per cui viva Dio, speriamo. E noi oggi eravamo a manifestare per una cosa molto importante, oggi la Valle era magica, si sono realizzate alcune cose straordinarie. Primo fra tutti chi l'ha organizzato io, Riccardo Liotta, Cristian Vassallo e Salvo Caruso. 4 aziende che tra noi siamo concorrenti. Certo, assolutamente. Invece abbiamo lavorato d'amore e d'accordo, ognuno si è speso per quello che poteva dare e ha dato il massimo. Il risultato è stato straordinario, abbiamo ricevuto i complimenti da parte delle forze dell'ordine, perché uno degli obiettivi che noi volevamo dimostrare e che vogliamo continuare a dimostrare è quello che gli eventi, gli spettacoli, le attività diciamo di cultura e di spettacolo si possono fare se gestiti bene, se c'è il distanziamento sociale, se vengono utilizzate le mascherine, se c'è la possibilità di disinfettare le mani.
quindi di attenzionare tutto questo mondo che è il mondo dei protocolli. Io l'anno scorso ho aperto il Teatro Costa Bianca di Realmonte, un teatro progettato da 1500 posti a 674 posti, con l'ok della Commissione Locali Pubblico Spettacoli, che ci ha dato l'ok per poter fare attività, e voglio sottolineare, ripeto, ribadire che nessuno è venuto da noi a dirci io ho preso il Covid per colpa dello spettacolo, perché siamo stati attenti, perché siamo stati anche chiusi. E siamo stati anche chiusi, per cui non è colpa del teatro, non è colpa del turismo se oggi ci sono migliaia di morti, ripeto, ribadisco. Siamo stati chiusi, per cui non siamo stati responsabili, ma quando siamo stati aperti abbiamo dimostrato che siamo stati bravi, perché noi amiamo il nostro pubblico, perché noi andiamo a lavorare e facciamo, voi salite sul palco, noi siamo dietro le quinte e lavoriamo nell'organizzazione generale per soddisfare il pubblico. Che ne ha tanto bisogno. Che ne ha tanto bisogno, per cui siamo pronti per la prossima estate a regalare quante più cose belle, e naturalmente aspettiamo che la gente ci stia vicina, perché per noi ora è diventato anche un problema di sostentamento, non è più un problema di faccio le cose belle che mi piacciono da fare, per cui ci auguriamo di riprendere al più presto, e che questo lockdown non duri fino al 25 aprile, perché 25 di luglio, perché il 25 aprile il 25 di luglio è la morte del turismo, è la morte degli eventi, perché non possiamo aspettare il 25 di luglio. Speriamo quanto prima che questo DPCM, che la classe politica capisca quali sono le reali esigenze del mondo, ripeto, del turismo e dello spettacolo, quindi che si ritorni nei ristoranti a mangiare sia a pranzo che a cena senza limitazioni, ma attenzione, che ci siano maggiori controlli. Noi chiediamo maggiori controlli, noi ci auguriamo che ci siano maggiori controlli, e che tutte le aziende che, guarda, l'altro giorno una signora è entrata nel mio ufficio e ha visto uno strumento, dice: ma che cos'è questa cosa? Dico: questo è un sanificatore che noi ogni giorno accendiamo e per un'ora mettiamo nell'area del mio ufficio, e mettiamo dell'acqua ossigenata a una certa, dell'acqua ossigenata del farmacista, l'ho comprato in farmacia questa cosa, quindi emettiamo dell'acqua ossigenata per, è tutta un'azienda, per sanificare i locali. E dice: ma sai che io la vorrei comprare anche per casa mia? Quindi noi siamo gente attenta a questo, e tutto quello che faremo, vi possiamo garantire che Teatro Pirandello, non Teatro Pirandello all'aperto, ovunque ci saremo noi, ci sarà attenzione a questo, al rispetto delle regole. Non possiamo rischiare di non andare avanti e rischiare di morire. Fateci lavorare. Ma guarda, quello che ha detto Emanuele, mi dispiace che sia l'ultima, perché noi non ci siamo annoiati, ci siamo anche divertiti, e mi auguro anche il possiamo pubblico. continuare, penso. No, perché prendo la palla al balzo. Certo, continuiamo. Oggi era uno spettacolo, lo so che dire che una manifestazione di lavoratori fosse uno spettacolo forse può sembrare appunto una cosa un po', come si dice oggi, un ossimoro, però invece lo era, cioè vedere dietro i templi che si affacciavano in questa giornata oggi stranissima, di caldo improvviso, esagerato, secondo me raggiungevamo i 30 gradi, tutti sudati, però calmi, tranquilli, avevamo voglia di parlare, ripeto, c'è stata una presenza massiccia di ragazzi. 300 persone. E lui ne aveva calcolate, vediamo se ha il coraggio di dirlo. Noi avevamo, ahimè, un'autorizzazione molto meno. Si è sottovalutato. Vabbè, non ci aspettavamo, devo dire, non ci aspettavamo. Io devo complimentarmi, al di là con tutti, tu purtroppo sono mancati gli attori, ma io invece mi devo complimentare con gli albergatori che erano presenti, molte agenzie di viaggio, tour operator erano lì con noi, assolutamente, poi le scuole di danza, abbiamo coinvolto un po' tutto il mondo per poi chiudere in bellezza. Questo problema riguarda anche le scuole di danza, i cinema, non abbiamo parlato magari in maniera più approfondita, però... Ma guarda anche l'attenzione, lui nominava poco fa le forze dell'ordine, cioè c'era un'attenzione, si capiva che non stavamo facendo una cosa
tanto per fare, c'era una grandissima attenzione, un grande ascolto, una grande partecipazione anche emotiva. Ti confesso che dopo il mio intervento, ma non credo solo dopo il mio, qualcuno dice mi venivano le lacrime perché parlavamo di problemi che ci toccavano, tutti quelli che eravamo lì. Allora vedere in una situazione del genere dove ci sono state anche, l'abbiamo detto credo prima, le autorità politiche che hanno pure parlato, che sono esposte, per cui è una cosa noi molto importante. abbiamo preteso che fossero presenti, attenzione, sì, perché poi sono loro che hanno le armi in mano, noi siamo semplicemente però non vedere, caro, la presenza dei nostri colleghi, cioè degli attori, delle attrici, dei registi, degli autori, cioè tutta la gente che rappresenta un po' il lato, diciamo, del teatro di prosa, che è quello che io rappresento. Infatti c'eravamo noi come Teatro Pirandello, perché c'era Barbara, c'ero io, c'era Arianna Vassallo, c'era Ilaria Bordenca, forse mancava solo il caro Giovanni Moscato, ma se c'ero io è come se ci fosse stato anche lui, perché siamo comunque c'era alla fine c'era anche Marco Sabatteri, c'erano anche altri, c'era anche Ciotta da Campobello Delicato, insomma c'erano, però certo non c'erano tantissimi attori o pseudo attori. Mi è un po' dispiaciuto, pseudo-attori. non è che c'è nessun rimprovero, mi è un po' dispiaciuto perché, ripeto, era un giorno in cui invece potevamo anche guardarci in faccia e magari sarebbe nato anche qualcosa di bello, perché l'atmosfera era bella e in arte l'atmosfera che si crea è importantissima, non è una cosa così. L'arte è atmosfera, quando si crea un'atmosfera di solidarietà, ci si guarda in faccia, è importante. Oggi io mi sarei aspettato una partecipazione più attiva di tutte le persone che poi, come dire, hanno sempre da dire 364 giorni l'anno, è il giorno in cui potevano dire, potevamo parlare da noi, ma non è un grande rammarico, ce ne saranno altre, è anche un esempio, si comincia. Speriamo di non dover fare altre manifestazioni. Guarda, una cosa, scusami un attimo, una cosa, quando parlavo di progettualità, questo è un punto molto importante, la progettualità non è un limite del siciliano, è importante parlare di progetti, i progetti si fanno con le specificità, con le professionalità, non si improvvisano. Per cui il progetto non è che è una parola vuota, lo dico anche per i nostri giovani, i ragazzi devono avere la percezione, la sensazione che nel futuro, se loro meritano, verranno premiati. Attenzione, è importante, non sono parole così nel vento. I progetti, quando parlo di un progetto per Agrigento culturale, che sia nei Cortili, che sia in Via Atenea, che sia a Sagnone, alla Valle dei Tempi, mi pare che già il percorso sia avviato benissimo, ma c'è tutto può andare avanti. Io guardo e abbiamo il dovere di sognare, come giustamente Alfonso quando scriveva, è chiaro che lui sognava di essere Pirandello e non sappiamo neanche se il futuro gli riserverà questo non lo sapremo mai, a posto della sentenza, però quando parlo di progetti importanti io mi riferisco, ragazzi, a festival, no, cioè non possiamo guardare, perché Spoleto, cioè, festival dove la cultura è una parola che si nomina anche con un certo rispetto. Poco fa non è che nominavo Sciascia perché sono colto, cioè il ragionare, la cultura non dà da mangiare. Io finirei con questa frase e poi farei l'appello ai nostri abbonati che se lo meritano. La cultura non dà da mangiare, punto interrogativo, in una città come Agrigento, dove sono nati gli scrittori più importanti del Novecento in Italia, dove abbiamo la valle più importante d'Europa, dove abbiamo il mare splendente, dove siamo un ponte tra i continenti, dove abbiamo delle menti fulgide, dei giovani. Stiamo scherzando, noi dobbiamo, e da cosa dobbiamo partire, se no? Il prossimo che mi dice che con la cultura non si mangia, e da cosa partiamo? Beh, purtroppo è una frase che hanno detto in tanti, purtroppo. Ma noi siamo ribelli, noi siamo dissenzienti. Stavi dicendo degli abbonati, così poi andiamo alle conclusioni. È molto importante questa cosa, Barbara, riguarda tutti, è come se io parlassi a nome di tutti, perché tutti amiamo il Teatro Pirandello e tutti amiamo la nostra straordinaria città. Ed è proprio della città che devo parlare. La nostra città ci darà le risposte che oltre misura, cioè ci sorprenderà con le sue risposte. Cosa voglio dire? Mi sono arrivate tantissime lettere, telefonate, messaggi pubblici e privati a me e ai miei collaboratori. Cito Arianna Vassallo che lo merita, che è veramente quella più, diciamo così, colpita da questo, non sa cosa dire, giustamente dobbiamo prendere una decisione, l'abbiamo presa, io come Presidente mi prendo la responsabilità. Gli spettacoli che sono stati fermati dal Covid, data 17 aprile, me lo ricordo bene perché dovevo debuttare con una mia commedia e naturalmente fremevo, Ombre, e con la compagnia del Teatro Pirandello c'era anche naturalmente... e con l'altro spettacolo si è fermato per il Covid.
ha danneggiato tutti. Voi che avete lasciato una parte dei vostri soldi, oggi più importanti di ieri per tutto quello che abbiamo detto, noi artisti che non siamo stati ancora pagati, perché naturalmente fino a quando non facciamo il lavoro non saremo pagati, ed è un anno che andiamo dietro, per cui siamo legati. Quando dico che il teatro lo fa il pubblico, lo dico davvero in tutti i sensi, siamo legati da un comune destino, cioè noi aspettiamo più di voi che riapra tutto. Ma io dico questo, signori miei, il teatro ha le sue regole, a maggio e a giugno i teatri al chiuso chiudono in condizioni normali, allora vi prego, concentriamoci sulle attività estive che saranno bellissime. Abbiamo grandi progetti per l'estate e vi invitiamo a vederli. Se volete seguirci e ci siete affezionati, noi ne siamo orgogliosi, onorati, noi viviamo per voi. Io vi parlo come se parlassi ognuno di voi. Dobbiamo stare ancora, dobbiamo tenerci per mano, perché la guerra non è finita, non è finita. Dobbiamo anche affrontare le conseguenze di questa pandemia. Qualcuno ha detto, e se poi a ottobre ci chiudono? No, no signora, no. Se chiudiamo adesso, se voi venite in condizioni difficili perché potremo fare 100 spettatori al giorno, non di più perché non ci sono le misure, non arriviamo a fare la metà, adesso a maggio e giugno che comincia questo gran caldo, quando i teatri chiudono, che senso ha fare le commedie subito? Noi non abbiamo avuto la possibilità di provare bene quest'inverno, perché c'era la pandemia, la zona diventava rossa, rosso scuro, io sto lavorando anche in Puglia, non è solo un problema siciliano, la zona è rosso scuro, sto girando un film lì, sono segregato in albergo quando vado lì, non mi posso muovere, neanche un panino riesco a comprarmi. Allora dico, signori, stateci vicini, perché noi vogliamo lavorare per voi e con voi, non c'è nessuna volontà di tradire questo patto di fiducia, assolutamente, però dobbiamo aspettare il tempo giusto. Noi vogliamo fare tutto questo ad ottobre, perché ad ottobre con i vaccini e dopo aver fatto un'estate in cui vi ritorneremo alla festa, saremo pronti per affrontare la pre-stagione, per cui concludere ciò che vi spetta e poi fare una stagione scintillante che ci faccia dimenticare di tutto e dove torneremo tutti a fare la grande festa del teatro. Io ve lo prometto, per quello che io posso fare e se ci sarò ancora. Sicuramente il primo giorno di riapertura sarà una grande festa, sicuramente, Sì, appena si riaprirà la stagione, perché insomma io dico una cosa, Barbara, è impossibile se apriamo riaprire una stagione. Se apriamo adesso, Emanuele, il Teatro Pirandello per fare uno dei due spettacoli, dove noi non andavamo a provare per rispetto alla città, perché avremmo dovuto accendere i riscaldamenti, non lo facevamo per rispetto a voi, ai contribuenti, vi prego di seguirci nella nostra onestà intellettuale, noi non accendevamo i riscaldamenti, non potevamo provare al freddo, andavamo a provare a casa mia, ma dopo un po' non ce la facevamo più, ci siamo fermati, la zona diventava rossa, dai paesi non riuscivano a venire, condizioni impossibili, un progetto si prepara. Se noi aprissimo per voi, per farvi un favore, e ci fosse un solo caso di Covid, ma chi ci viene più a teatro? Lasciate fare a chi il teatro lo fa da quando è nato, perché non può che farlo nel vostro interesse. Questa è la posizione della Fondazione Pirandello, una posizione coraggiosa, non mi interessa quello che fanno gli altri, anche se ho parlato con teatri importanti di Roma e di Palermo che sono sulla stessa nostra linea. Noi ci prendiamo la responsabilità e se ci saranno degli episodi teatrali al Teatro Pirandello, ben vengono, episodi, ma la Fondazione Pirandello con il suo progetto culturale non può andare avanti così, accendendo una lucina e poi spegnendola. Mi pare che sei grazie. stato molto molto chiaro e preciso. Alfonso, un'ultima battuta anche per te? No, io vorrei che si chiudesse con le parole di Gaetano, con l'appello che ha lanciato, che mi sembra il più adatto a chiudere questa trasmissione. Grazie, un appello proprio. Emanuele, anche tu ti associ ovviamente a certo, mi associo. A parte non essere d'accordo, a denti stretti lo dico, non è che lo dico. Assolutamente sì, ci stiamo preparando per la stagione. Lavoreremo col massimo della sicurezza. E ci saranno delle belle sorprese sicuramente. Bene, io ringrazio gli ospiti, Alfonso Gueli, Gaetano Ronica ed Emanuele Farrugia, e ringrazio soprattutto il Lions Club Agrigento Host per aver dato la possibilità di realizzare questo service. E vi voglio lasciare, quindi ci lasciamo tutti con le immagini che abbiamo proprio girato oggi, 1° maggio, presso il posto di ristoro dove eravamo tutti questa mattina appunto a manifestare. Con queste belle immagini noi ci salutiamo e vi auguro una bella serata. Arrivederci. La 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 la.
Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora, l'Italia metà dovere e metà fortuna, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste. Grazie. Viva l'Italia del 1° maggio, forza!